Bentornati a Spazio Volontariato, la trasmissione di approfondimento sul mondo della solidarietà, del volontariato in Italia e all'estero, come vedremo in questa puntata, curata dal Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo. E come sempre abbiamo un ospite questa volta in studio che ci racconterà un'esperienza di volontariato molto particolare, un po' diversa da quelle che abbiamo raccontato in precedenti puntate, perché non si riferisce a un'esperienza sul territorio provinciale di Rovigo, ma racconta esperienze in Italia, nell'ambito del volontariato umanitario e anche all'estero. Ma non dico molto di più di quanto ho premesso. Saluto intanto la nostra ospite che si chiama Angela Osti, è una volontaria della Caritas, di Arci Solidarietà, impegnata in numerose attività che poi racconteremo. Non ultima appunto un'attività a Lampedusa che, come tutti sapranno, è una zona molto delicata per l'arrivo di migranti dall'Africa settentrionale, e in cui appunto Angela ha svolto un'attività di volontariato che si è recentemente conclusa e che poi ci racconterà. Prima di passare all'intervista vera e propria volevo premettere una cosa che riguarda appunto anche il tema di cui andremo a parlare, cioè il tema dell'immigrazione, perché proprio in questi giorni si è presentato a Rovigo il comitato locale della campagna L'Italia sono anch'io. E di cosa si tratta? È una campagna promossa a livello nazionale da numerose associazioni che si occupano di diritti dei migranti e che appunto ha come obiettivo la promozione di 2 leggi di iniziativa popolare sul tema appunto delle politiche dell'immigrazione. Che cosa dicono queste leggi? Sostanzialmente vogliono che venga riconosciuto il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati nati sul suolo italiano, quindi come tutti i bambini nascono in Italia sono cittadini italiani, anche per i figli di migranti si vuole riconoscere lo stesso diritto che attualmente non esiste. E la seconda proposta che fa questa campagna è quella di riconoscere il diritto di voto amministrativo a quegli immigrati che vivono in una comunità, in un comune, da almeno 5 anni e che quindi in questa comunità lavorano, pagano le tasse, partecipano alla vita della comunità, e quindi riconoscere loro il diritto di eleggere chi li rappresenterà poi nelle sedi istituzionali e nella politica. Appunto questa campagna è sbarcata anche a Rovigo, ci sono varie associazioni, Arci Solidarietà, l'associazione Ramatnal, l'associazione Viva la Costituzione. Sul nostro sito del Centro di Servizio per il Volontariato troverete poi notizie più approfondite e sarà possibile anche trovare i link al sito nazionale in cui è possibile sottoscrivere questa petizione, lo ricordiamo, per queste 2 proposte di legge sul tema dell'immigrazione. Mi scuso con la mia ospite se ho parlato un po' io, ma il tema della campagna era molto importante ed era anche collegato a quello che andremo a dire. E passerei subito chiedendoti, come dire, di presentarti ai nostri telespettatori, raccontare brevemente chi sei e da dove vieni, quali esperienze hai fatto. Grazie Francesco, un saluto a tutti. Mi chiamo Angela Osti, come già detto, e mi sono avvicinata al mondo del volontariato in realtà già qui in Italia da una decina d'anni, e nell'ultimo anno ho fatto un po' di esperienze all'estero. Brevemente sono stata 3 mesi in Palestina e 2 mesi in Colombia con Operazione Colomba, un corpo non violento di pace che svolge attività in zona di conflitto, e quindi sono stata praticamente accompagnante dei membri dei villaggi o delle comunità che si muovono in aree di conflitto, proprio a tutela della loro sicurezza. Diciamo che l'internazionale fa da deterrente alla violenza. E poi sono stata 6 mesi in Messico in un progetto di sostegno a distanza con la Fondazione Fratelli Dimenticati di Cittadella, in provincia di Padova, dove ho fatto l'educatrice in un istituto per bambine indigene, in una comunità indigena etnia Raramuri. Quindi hai un lungo curriculum di esperienze anche molto belle che magari, se abbiamo il tempo, approfondiremo un po', ma l'ultima di queste esperienze è molto interessante e dicevamo si collega anche al discorso che facevamo prima, cioè è stata in Italia in realtà, sempre un'esperienza di volontariato, come dire, umanitario, ma a Lampedusa. Ci puoi raccontare che cosa hai fatto, quanto è durata e appunto quali attività hai svolto? Sì, io mi sono fermata a Lampedusa una settimana, praticamente l'ultima settimana di settembre, e l'idea iniziale era quella di svolgere attività nel centro, il CSPA, Centro di Soccorso e Prima Accoglienza,
e praticamente facendo orientamento legale e dando informazioni ai migranti che arrivavano. Questo non è stato possibile per gli scontri che ci sono stati nei giorni del 20 e 21 settembre, quindi quando sono arrivata il centro era chiuso e gli immigrati erano stati imbarcati verso Palermo. E quindi ho fatto attività di reporter e di monitoraggio della situazione. E che cosa hai visto? Tu sei appunto una testimone diretta, ecco, di una realtà che noi abbiamo potuto leggere solamente sui giornali o Sì. vedere in televisione. Tu invece appunto, hai avuto questo privilegio, chiamiamolo così, di vedere con i tuoi occhi. Che cosa hai visto a Lampedusa? Più che visto ho percepito. Diciamo che dopo, ecco, 3 mesi in Palestina e 2 mesi in Colombia, un po' ho drizzato le orecchie a percepire quello che è una situazione di conflitto, e a Lampedusa a me sembrava di stare veramente in Palestina, era una situazione di conflitto, c'era una tensione molto forte. Per esempio, io non potevo dire che ero una volontaria di un'associazione perché ti avrebbero guardato molto male e probabilmente anche ti avrebbero insultato o chissà. Sì, quindi c'è un forte disagio anche tra la comunità Esatto. locale, per Sì, certi sì, versi sì. comprensibile, dovuto Sì, appunto a dovuto una appunto agli situazione. scontri che c'erano stati e alla tensione che si era venuta a creare. E quindi diciamo mi aggiravo come turista, però ho incontrato diverse persone, membri di organizzazioni non governative, di associazioni, di centri sociali e culturali, e giornalisti, soprattutto freelance, residenti e anche alcuni immigrati, c'erano 2 tunisini ancora presenti sull'isola. E quindi sono riuscita anche a fare, diciamo, diverse interviste e a farmi anche un'idea un po' più complessa e completa della situazione. Però ecco, la sensazione era proprio quella di stare in una zona dove c'era molta tensione. Dopo averti chiesto cosa hai visto, ti chiedo insomma che cosa hai capito, che impressione ti sei fatta, insomma si sente spesso parlare a ondate, come dire, di emergenze, Sì. profughi, e la situazione a Lampedusa, come dicevi tu, è molto tesa, comprensibilmente anche la comunità locale è tra virgolette esasperata da una situazione, come dire, che si trascina da tempo. Insomma, tu che idea ti sei fatta, che quadro della situazione ti sei fatta? Sì, diciamo che era prevedibilissimo quello che è successo il 20 settembre e la situazione ormai era insostenibile. Il centro, c'era un sovraffollamento nel centro incredibile e poi soprattutto la situazione, non erano tanto le condizioni dentro il centro, perché bene o male anche sentendo le persone che ci sono state nel centro dicevano che va bene, il cibo a volte era scadente, a volte non c'erano i bagni funzionanti, tutta una serie di cose, però gli stessi tunisini dicono però comparandolo ai campi profughi della Tunisia sicuramente questa è una situazione migliore. E il problema era proprio il sovraffollamento, il fatto che rimanevano chiusi nel centro anche fino a un mese, mentre è previsto una permanenza di 48 ore e poi devono essere mandati in altri centri e poi soprattutto senza informazioni e non potendo uscire. Quindi sembrava quasi appunto una situazione di reclusione senza nessun provvedimento giudiziario, amministrativo. Quindi Sì, diciamo che erano in galera senza aver esatto, commesso senza aver nessun commesso nessun crimine. crimine. E questo ha portato appunto a una situazione di tensione, di esasperazione. Tra l'altro i tunisini già dicevano guardate che se non fate qualcosa noi ci muoveremo in maniera forte e poi si è appunto arrivato all'incendio del centro. E d'altra parte anche i lampedusani erano ormai stanchi della situazione, soprattutto perché poi già a marzo c'era stata una situazione simile e i lampedusani stessi si erano fatti carico della situazione di gestire l'accoglienza dei tunisini che continuavano a sbarcare, e tunisini anche provenienti dalla Libia. E l'idea che mi sono fatta io è che lì c'è stata probabilmente una mancanza di intervento governativo tempestivo ed efficace, perché la situazione è stata lasciata andare proprio. Sì, non c'è stata come dire una risposta adeguata e soprattutto mi pare di capire le strutture non erano
adeguate, No, forse l'isola stessa ad assolutamente. Sì, sì, ad sì. accogliere così tante persone, questo spiega anche come dire, tensioni nella comunità locale. Beh, insomma, è chiaro che se migliaia di persone si riversano in una comunità più piccola, come dire, saltano degli equilibri, Esatto. ecco, saltano. Sì, sì. Sì, il bello di questa settimana è che ho potuto muovermi e sono riuscita anche a parlare